Grazie a tutti per essere qua questa mattina. Siamo tutti quanti insieme del Movimento 5 Stelle per chiedere a gran voce, con gran forza, la chiusura di questa azienda e la bonifica soprattutto. Il ricollocamento dei lavoratori, stiamo parlando di 130 persone. Purtroppo sotto i suoi terreni ci sono dei rifiuti interrati di tanti anni fa. Il problema è quando la falda si alza, quest'acqua va a toccare questi rifiuti e porta, diciamo, verso sud, verso valle, tutto l'inquinamento che è stato interrato negli anni, si pensa intorno agli anni 60. Io dico semplicemente basta, cioè è ora di finirla con questo inquinamento e bisogna bonificare, bisogna chiudere il rubinetto dell'inquinamento. Non è possibile che sia ancora aperto. Dopo un percorso lunghissimo che dura da tanti anni, ringrazio tutti voi del Movimento 5 Stelle che ci siamo impegnati in diversi momenti, abbiamo fatto ricerche, abbiamo scritto esposti, abbiamo presentato azioni all'interno delle istituzioni, dai comuni, in regione, in Parlamento, in Europarlamento. Quindi oggi è proprio la dimostrazione come l'unico movimento politico che si è interessato a questa vicenda, che si interessa della salute dei cittadini, che si interessa della tutela dell'ambiente e dell'economia di questa zona. Io voglio ricordare che l'acqua qui è utilizzata per produrre prodotti della terra di eccellenza, vengono esportati in tutto il mondo. Noi chiediamo a gran voce, lo abbiamo fatto da sempre, la bonifica di questo sito, perché chi ha inquinato deve pagare. Allora sproniamo anche la magistratura a intervenire. Io ricordo che era stata archiviata questa vicenda, grazie al Movimento 5 Stelle è rinata, è ripartita e ora abbiamo ancora la possibilità di imputare a chi è inquinato la propria colpa e far pagare per una volta per tutte, anche nel rispetto della legge. Esiste la legge sui ecoreati, nel rispetto della legge appunto chi ha inquinato deve pagare e risarcire tutti coloro che sono stati colpiti. Una cosa importante, chi inquina paga e soprattutto chiudiamo i rubinetti dell'inquinamento in questa situazione nella Miteni. La salute dei cittadini è una cosa importante e comunque viaggia sulla stessa rotaia dell'inquinamento, dell'ambiente. Ambiente e salute sono due cose che non si possono separare. La nostra salute dipende anche dalla bonifica di siti come questi. La salute non è in vendita. Noi dobbiamo pensare che non ci può essere un ricatto o il posto fisso o il posto di lavoro o uno sviluppo economico a PIL elevato e questo tipo di problemi. La salute non è in vendita, quindi bonifica immediata e chiusura del rubinetto dell'inquinamento. Io non sono né un biologo, né un chimico, né un medico, ma da semplice cittadino dico che con la salute non si scherza. Dico che questi composti chimici non ci dovrebbero essere e ci sono. Si stanno accumulando nel ciclo biologico. Sono stati trovati negli alimenti, negli animali e soprattutto nelle persone. Come hanno detto le altre ragazze prima, con la salute non si scherza. Con la salute non possiamo guardare ai costi. Oltre alla chiusura di questa fabbrica, oltre a portare acqua pulita a chi veramente sta rischiando sulla propria salute e sulla salute dei propri figli, chiedo a tutti voi di impegnarvi a scoprire dove sono contenuti questi composti chimici, perché servono a realizzare dei prodotti che utilizziamo ogni giorno. Dobbiamo renderci tutti più ecologici nelle nostre scelte. Questi qua chiedono 100.000 euro, 100 milioni di euro per risarcimento danni, quando in realtà ci sono 350.000 cittadini che stanno soffrendo di questa situazione. Cioè mettiamo le cose, i puntini sulle i, cioè sono loro che devono risarcire le persone. Ricordiamoci che per questo disastro Miteni non ha ricevuto neanche 10 euro di multa. Signori, è tutto fermo ancora. È ancora pendente il rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali. Cosa aspettano a rifiutargliela dopo questo disastro? Senza il Movimento 5 Stelle questa cosa non sarebbe venuta fuori. Quando Sonia, quando Manuel, quando i consiglieri regionali, quando il nostro portavoce Cappelletti hanno fatto le prime denunce, gli è stato dato dei terroristi, è stato minacciato di denunciarli per procurato allarme. Adesso tutti sono lì che dicono vabbè, forse mandiamo 80 milioni per i tubi dell'acquedotto, ma non è che cambiando i tubi riesci a sistemare le cose. Ormai la falda è intaccata, ci sono i terreni, i vegetali, gli animali che sono rimasti intaccati. Deve essere bonificato tutto all'origine.